Viaggiava in sella ad una moto di media cilindrata quando sabato pomeriggio i carabinieri lo hanno fermato a Mogliano Veneto, sapendo che il giovane, un 27enne di origine albanese, non era in possesso della patente. Durante il controllo è emerso che moto e casco erano stati rubati una ventina di giorni fa in un'officina del veneziano. Messo alle strette, il giovane ha poi consegnato ai militari un involucro contenente una decina di dosi di cocaina. Successivamente, nel garage della sua abitazione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 6 panetti per un peso complessivo di più di mezzo chilo di hashish, altri 3 involucri contenenti alcuni grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente, una pistola del tipo scacciacani mancante di tappo rosso con 2 cartucce. Il 27enne è stato arrestato in flagranza di reato per ricettazione e detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Convalidato l'arresto, l'uomo è stato posto ai domiciliari. Sempre nel fine settimana, controlli a Conegliano degli agenti del commissariato insieme a Polfere e unità cinofila di Padova, nella zona della stazione, sequestrato dalle volanti vicino ad alcuni contatori sotto una rastrelliera un panetto di hashish confezionato con il logo di Willy il Coyote. Nel corso dei controlli poi sono stati denunciati un italiano residente a Marino di Piave, trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nel giubbotto, e 2 cittadini marocchini rintracciati a Piazzale Zoppa, sede feriti per inottemperanza al foglio di via con divieto di ritorno a Conegliano.